Di giunta per ora Zaia non parla, nessun nome, nessuna indiscrezione. A 24 ore dal trionfo nelle urne del presidente, con una civica Zaia, primo partito del Veneto, e la Lega Nord che supera il Partito Democratico, inevitabile un riequilibrio e soprattutto alla luce di un risultato deludente per il principale alleato. Forza Italia nelle urne si ferma al 6%. I rapporti di forza sono un po' cambiati, però noi manterremo fede a quello che è stato stabilito e sicuramente il Presidente Zaia saprà valutare la questione politica e poi proporre le proprie proposte. Comunque sarà un percorso condiviso con le altre forze politiche. I numeri parlano chiaro. Dal fronte azzurro il coordinatore regionale Marco Marin difende la scelta di Forza Italia che ha fortemente voluto l'alleanza con Zaia. Mai parlato di posti, sedie con Luca, spiega, è una cultura che non ci appartiene. Abbiamo vinto con oltre il 50%. Il presidente saprà mettere le persone giuste ai posti giusti. Una partita tutta da giocare, insomma. Il calcio d'inizio spetta al governatore che intanto ha messo le mani avanti con il Consiglio. Non saranno accettati battitori liberi. 10 gli assessori, lo stabilisce lo statuto, fissata per legge anche la ripartizione tra interni al Parlamentino di Palazzo Ferrofini ed esterni, 5 interni, 5 esterni. Espletate le formalità di rito, proclamazione di presidente e consiglieri eletti, via al lavoro per la Giunta. Lasciatemi qualche giorno di respiro per vedere anche i nomi, perché se voi oggi mi chiedete i nomi non ve li so neanche dire, siccome quantomeno 5 bisogna pescarli assessori vanno pescati dal Consiglio, almeno 5 o forse tutti e 10, varrebbe la pena anche vedere che profili ci sono.